Buongiorno a tutti, benvenuti ai fratelli in sala, benvenuti agli ospiti, benvenuti a quelli che ci seguono a casa. E volevo darvi il benvenuto proprio con un versetto del Salmo 146. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore suo Dio. Chi ripone la propria speranza nel Signore non sarà mai deluso. La speranza del credente guarda oltre questa vita. Il suo sguardo è rivolto verso quelle cose che non si vedono, ma che sono eterne. La speranza del credente è certezza, perché è fondata sulla fedeltà di Dio e sulle sue promesse, e soprattutto è fondata sull'opera di Cristo. Non c'è altro Dio all'infuori di Lui. E volevo iniziare questo culto proprio con un canto che innalza proprio il nome di Dio, il tuo nome. Cantiamolo insieme per esaltare il nostro Dio. Aspetta, Signore, perché sei il Dio vivente e vero, sei il nostro Dio in cui abbiamo riposto tutta la nostra speranza. Così questa mattina ricevi la nostra lode, Signore, che
che viene da un cuore rinnovato dalla tua grazia, Signore. Grazie perché ci hai dato la vita eterna, grazie perché su quella croce, Signore, hai inchiodato la nostra colpa, Signore. E ora possiamo venire alla tua presenza per dirti grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Volevo condividere con voi stamattina il Salmo 130, un breve salmo ma comunque molto intenso. Leggiamolo insieme. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido di aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore. Più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, perché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Che belle parole ci dice questa mattina il Signore, sono rivolte a noi. Questo salmo comunque comincia con un grido, un lamento, un'invocazione d'aiuto rivolta al Signore. Il salmista è consapevole che la causa dei suoi problemi sta nel suo peccato. Al versetto 3 dice: se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma allo stesso tempo è sicuro dell'amore e della misericordia che caratterizzano il suo Dio, che è anche il nostro. Ma presso di te, al versetto 4, difatti dice, è il perdono perché tu sia temuto. Il gran desiderio di essere perdonato dalla grande sofferenza in cui si trova, a causa proprio del peccato, è espressa in questa similitudine delle guardie che aspettano costantemente allerta il Signore al sorgere del mattino. A te anela la mia anima, come le guardie desiderano che il mattino arrivi, e il salmista qua desidera di essere perdonato perché sa che il Signore, il suo Dio, lo perdonerà. E infine c'è l'invito a tutto il popolo, dice, a riporre la propria speranza in Dio per trovare perdono, sollievo dalla sofferenza come ha fatto Lui. Difatti dice al versetto 7, o Israele, possiamo metterci il nostro nome, o Giovanni, o Anita, o Gaetano, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Redenzione è questa parola che forse non ci è tanto cosa è il significato. Il significato vuol dire liberazione, liberati, proprio liberati da questo peso. E infine 8 dice, egli, cioè il Signore, redimerà Giovanni, Gaetano, Anita da tutte le sue colpe. Una relazione interrotta in quel giardino, una relazione ristabilita in Cristo sulla croce. Cantiamo questa splendida grazia che il Signore ci ha fatto, splendida grazia in Cristo. Splendid
allegra, ci conforta, ci rialza, ci dà una direzione. È una splendida grazia che è arrivata nell'oscurità della nostra esistenza. Tu ci hai ripristinati in un'alleanza, in una relazione paterna, e cosa dirti di più questa mattina se non grazie di esserti rivelato. Noi questa mattina ti adoriamo come singoli e come comunità, come popolo, Signore, che tu hai chiamato su questa terra affinché ci possa essere luce non solo nelle nostre vite, ma anche in quelle di coloro che sono nel buio. E noi questa mattina, attraverso questa celebrazione, abbiamo anche l'ambizione di testimoniare di te a questo mondo, Signore. Questa realtà che vive nella paura, nelle insicurezze. Signore, donaci questa mattina di essere degli ambasciatori che alla tua presenza possono dire qualcosa di bello, di gioioso a coloro che ci ascoltano. E soprattutto te lo chiediamo in questa splendida grazia del Signore Gesù. Amen. Amen. Grazie Signore per la grazia che tu ci hai fatto questa mattina di aprire i nostri occhi e ci hai regalato questo giorno, Signore, per venire a lodare e glorificare il tuo nome. A te va tutta la nostra lode e ringraziamento per Cristo Gesù. Amen. Amen. Grazie Signore perché ogni giorno ci accompagni, ogni giorno ci accarezzi, ogni giorno ci continui a proteggere, Signore. Sei buono, sei misericordioso. Questa sensazione d'amore immensa pensando a te ci fa andare avanti con serenità. Grazie Signore perché tutto quello che succede noi sappiamo che è nelle tue mani. Grazie Signore perché sei un Dio buono, giusto. Sei l'unico vero Dio in questo mondo. Grazie perché hai deciso di salvarci. Noi, Signore, non potremo fare nulla per poter venire da te. Allora tu hai deciso di regalarci la grazia. Che meraviglia, Signore. Grazie per questo gesto incredibile, Signore. Noi siamo qua tutti insieme a lodare l'unico vero Dio esistente nel mondo, ringraziando il nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Sì, Padre, come abbiamo letto nel Salmo 130, noi eravamo lì a gridare nei nostri luoghi profondi, nelle nostre debolezze, nelle profondità del nostro peccato, Signore. Eravamo lì a gridare, ma tu eri lì con l'orecchio teso, con l'orecchio pronto ad ascoltarci. Ci hai ascoltato e ci hai fornito la soluzione al nostro problema, Signore. Ci hai donato questa splendida grazia in Cristo, venendo sulla terra, facendoti uomo e morendo per noi sulla croce, Signore. Grazie per questo, grazie perché questo splendore della tua grazia è passato attraverso le tue sofferenze, è passato attraverso la tua risurrezione. Ma Signore, adesso che abbiamo questa grazia possiamo gioire perché non siamo più nelle nostre profondità del male a parlare a te, ma siamo qui immersi nella tua gloria, nella tua grazia, siamo qui in chiesa, possiamo pregare liberamente a te. Grazie per aver trasformato questa comunicazione che abbiamo verso di te, grazie. Nel tuo santo nome, amen. 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 Abbiamo parlato di speranza, una speranza che si fonda sul Dio vivente. La nostra certezza è quel Dio vivente vero, quel Dio che non è rimasto su quella croce. Dio è risorto e adesso alla destra del Padre intercede per noi.
e ci ha promesso di andare a preparare un luogo e quando sarà tornato tornerà, ha detto, e vi accoglierò presso di me. Questa nostra speranza si fonda proprio sulla certezza, perché sappiamo che è il nostro Dio. È un Dio fedele, è un Dio che ha sempre mantenuto le sue promesse e lo farà anche con noi. E volevo fare insieme a voi un canto che parla proprio di questa speranza. Quando un giorno il Signore, io sono certo che andrò con Lui. E cantiamo questo canto, e volevo farlo tutti in piedi davanti al Signore, questo canto, che questa speranza un giorno si realizzerà in Cristo lassù in cielo. Quando un giorno il Signore su nel cielo vedrò, quando io finalmente il suo volto vedrò, la canzone più bella che io ancora non so, con la mia chitarra io gli dedicherò, ma la voce son certo fuori non uscirà, per la grande emozione che quel giorno darà. E per l'ultima volta so che io piangerò, sarà un pianto di gioia, solo questo farò, e solo allora vedremo chiaramente ciò che il Signore per noi ha preparato nella sua gloria. Vivremo finalmente, oh quanto l'ho desiderato. Quando un giorno entrerò nella santa città, quando un giorno vedrò cose non viste mai nel gran libro di Dio, quando poi si aprirà ci sarà il nome mio, il mio cuore lo sa, e per chi come me ha creduto in Gesù, pure certo sia che lo vedremo lassù. Non andare più via, non lasciarsi mai più, ma soltanto la gioia di restar con Gesù. E solo allora vedremo chiaramente ciò che il Signore per noi ha preparato nella sua gloria. Vivremo finalmente, oh quanto l'ho desiderato. Quello che sarà un giorno, la gloria che vedremo. Che bello sapere che la vita non è tutta qua, anzi la vita comincia dopo col Signore. Qui abbiamo solo un assaggio di quello che il Signore ha preparato. E volevo dare la parola a voi, se avete qualche testimonianza da edificare, da incoraggiarci l'un l'altro, è il momento di farlo. Io volevo ringraziare a tutti voi per tutto l'appoggio spirituale in preghiera che ci avete dato,
che ci ha aiutato tanto, perché una volta quando mi sento male sento quella preghiera vostra che mi aiuta, mi aiuta ad andare avanti. E come è stata la canzone, so che Lui ci ha preceduto, no? Ci ha preceduto a tutti noi, anche a me. È andata prima di tutto alla presenza del Signore, e so che Lui lo voleva tanto. Sì, anche io sono in pace in quel senso, in sapere che Lui è nella sua presenza. Il Signore ha deciso così, accettiamo. Grazie a tutti voi per la vostra preghiera. Grazie. Bene, grazie Liliana. Passiamo alla cena del Signore. Abbiamo parlato di speranza, abbiamo parlato di come sarà un giorno lassù attraverso questo canto, e questo, che la gloria che potremo ammirare è perché su quella croce il Signore ha perdonato tutte le nostre colpe. Questo salmo prima cominciava col grido, e adesso la causa di tutta la sofferenza è proprio il peccato. E il Signore Gesù, venendo su questa terra, lasciando la gloria dei cieli, ha fatto sì che la grazia potesse scendere, e chi l'accetta questo dono di grazia avere il perdono dei peccati, quindi essere liberato da questo peso, da questa colpa, ed essere proprio, avere la speranza della vita eterna, che è una certezza. E volevo leggere con voi da Ebrei, dal capitolo 6, dal versetti 17 fino al 20. L'autore dirà così: così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione. Noi che abbiamo cercato il nostro rifugio, nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Il proposito di Dio realizzato proprio in Cristo. Giustificazione. Tutti coloro che credono saranno giustificati per quel sacrificio che Lui ha fatto. Redenzione, cioè la liberazione dal peccato, dalle colpe, perché Lui le ha portate per noi. E infine la vita eterna. Che bello. Quindi, fratelli, adesso ci avvicineremo a questi simboli, pensando a questi significati profondi che hanno questi simboli, che rimangono semplicemente pane e vino, ma che ci ricordano proprio l'opera di Cristo, il grande piano di redenzione per ogni uomo. E vorrei invitare Paolo qui con me a pregare per i simboli, e poi insieme condivideremo i simboli. Invitiamo coloro che non hanno una relazione col Signore attraverso il battesimo da adulti, cioè che hanno scelto di astenersi. Tutti gli altri ci avviciniamo a questi simboli, ma a te che non hai ancora fatto questa scelta, ti dico, rifletti quando passeranno questi simboli, perché anche tu hai l'opportunità di essere perdonato dai tuoi peccati e hai l'opportunità di essere lassù in cielo un giorno, in quel luogo che Cristo ha preparato per ognuno che crede in Lui. Preghiamo. Signore, grazie perché siamo qui a ricordare la Tua opera,
quest'opera perfetta di redenzione che ci ha dato la possibilità di annullare tutti i peccati che ci portavano alla morte. Grazie per questa tua opera, grazie perché questa tua opera ci guarisce, ci risana tutti i giorni, ci santifica, e grazie perché questa opera ci dà la certezza di ritrovare nei posti in cui tu stai preparando le persone, i nostri cari con cui abbiamo passato la vita, Signore. Grazie per questa opera perfetta. Nel tuo santo nome. Amen. Amen.
Volevo fare insieme il canto 6 di più, prima di dare la parola a Gaetano per la predicazione. Su ogni potenza sopravvenire. Sbagliato la tonalità, può succedere. Il bello della diretta. Su ogni potenza sopravvenire, più di ogni cosa creata intorno a me, su ogni saggezza e vie che l'uomo ha. Tu eri qui già nell'eternità. Sopra ogni regno e autorità e meraviglie che solo il mondo sa, e più dell'oro che in terra so che c'è, nulla può valere più di te. Pensando a me, solo tu sei di più di tutto quel che ho vissuto per morire così, solo fiore che è gettato via, l'hai scelto tu, pensando a me, solo tu. Do la parola a Gaetano. Signora, ti guidi, ti benedica. Buongiorno. È un giorno buono, se no che siete venuti a fare qui? È vero che in chiesa ci sono anche i cristiani, non è una battuta, è la verità. Però se siamo qui è perché dobbiamo essere nella consapevolezza che siamo venuti per vivere qualcosa di buono, se no che ci stiamo a fare qui? Dobbiamo essere dei credenti consapevoli, delle persone che sappiamo quello che facciamo. Noi abbiamo bisogno di sapere quello che facciamo, ma tutto quello che facciamo si vive e si svolge dentro delle ritualità. Quindi c'è sempre questo equilibrio, possiamo dire, questa tensione tra
la consapevolezza del momento che viviamo, quindi è sempre qualcosa di nuovo, e i riti che accompagnano la nostra vita. Noi abbiamo un giorno di 24 ore, abbiamo un anno di 365 giorni, abbiamo mesi più o meno di 30 giorni e sono lì che scandiscono la nostra ritualità, la nostra periodicità, ma abbiamo anche gli attimi, abbiamo sempre quei momenti. C'è il momento di sorpresa, c'è il momento di batticuore, c'è il momento in cui saltiamo per aria, c'è il momento di pace, il momento in cui senti qualcosa che non c'era prima. E questo è fenomenale. Vivere è questo. E vivere in Cristo è anche questo. Vivere questa realtà tra i momenti, tra gli attimi che sono dentro quello che possiamo dire questa ritualità, questa periodicità, questa ripetizione di atti. Abbiamo fatto il culto di Capodanno, per esempio. Alcuni non c'eravate, alcuni c'eravamo. Ma era un culto diverso o era un culto come tutti gli altri? E bisogna vedere come lo vivi tu. Era un culto del presente, di quel momento, è un culto in un giorno che segna una periodicità, ma è un culto dove tu personalmente hai bisogno di vivere quell'attimo. Noi viviamo tra Chronos e Kairos. Viviamo tra i cronoi e i kairoi. Viviamo tra gli attimi e i periodi, tra i momenti e le fasi, tra le ore e l'eternità. L'eternità chiude tutto. Ma prima dell'eternità ci sono questi momenti, queste ere, queste epoche. E noi siamo oggi nell'epoca di Cristo. E il nostro cammino è un cammino che si iscrive alla presenza del Signore. Il mio testo che ho scelto di riflessione, volevo introdurlo con qualche parola della seconda lettera di Giovanni. I primi 6 versetti li leggo io perché non ce l'avete se avete le Bibbie, usiamole. Volete usare anche questa qua, va bene. E qui è Giovanni, l'apostolo che scrive. È un anziano, è una persona anziana non soltanto di età, ma è anziano anche perché è uno degli apostoli, e lui scrive a una signora. Ora, può essere che sia stata una signora vera e propria, cioè una mamma di famiglia, come può essere che sia stata la Chiesa in quanto tale, quindi tranquilli, non scervellatevi più di tanto, l'importante è vedere le cose che vengono dette e per quale motivo Giovanni scrive: l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Quindi c'è questa signora, ci sono i figli, potremmo dire c'è questa chiesa, ci sono i figli di questa chiesa, e queste persone sono conosciute e stimate, non soltanto da lui che scrive, ma da tutti quelli. Noi la chiamiamo questa testimonianza, il profumo del Signore intorno a noi, quindi non bisogna puzzare dentro. A motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. 2 pilastri o 2 piste, come siamo noi, su 2 gambe che dobbiamo seguire e camminare. La verità e l'amore è un binomio che nel Nuovo Testamento lo troviamo diverse volte, anche nelle epistole di Paolo, camminare nella verità e nell'amore. Perché la verità senza amore diventa legalismo, e l'amore senza verità diventa, non so, sdolcinatura della vita. Diventa compromessi, diventa
qualcosa che spegne l'amore stesso, uccide l'amore stesso. La verità è l'amore. La verità con tutti in essa è connessi, lealtà, sincerità, vabbè, cioè, poi faremo una predicazione su quello, va bene. Ma mi volevo concentrare su quanto dice dopo, versetto 4, mi sono molto rallegrato, questo è bello. Signori, Signore, per favore siate la nostra gioia. Io mi smetto nella parte dei vecchi. Siate la gioia di chi vi vede. Siate una gioia per coloro che vi vedono. E adesso vediamo come si è la gioia di chi ci vede, ci osserva. Mi sono rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli, per questo ho detto che in chiesa ci sono anche i credenti, e non è una battuta. Ci sono tra i tuoi figli, non sono tutti. Non sono qui per fare la distinzione, a me non me ne frega niente. A quello ci pensa il Signore. Non sono qui per giudicare nessuno, ma sono qui per incoraggiare tutti ad andare verso il Signore. Tutti, perché tutti abbiamo bisogno di Lui. Nella misura, nel cammino e nel momento in cui ci troviamo, tutti abbiamo bisogno di Lui. E qui fa questa distinzione fra i tuoi figli, alcuni che camminano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Quindi c'è un comandamento, una regola che viene data dal Padre, qui al singolare. Ora ti prego, Signora, non come se io scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio. Amiamoci gli uni e gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare come avete imparato fin dal principio. Quindi si passa ai comandamenti e questi comandamenti sono realizzati nell'amarci l'un l'altro. E il verbo qui che usate è il verbo agapao, ed è l'amore che si dona. E noi impariamo l'amore che si dona da Cristo che si è donato. Non lo impariamo altrimenti. E i comandamenti a cosa servono? A calibrare questo amore, a dare senso a questo amore, a dare spessore a questo amore. Verità e amore. E l'amore è camminare in questi comandamenti che si sintetizzano, si riassumono nell'amarsi gli uni e gli altri. E perché lui parla così? Mette in luce ciò che è la pratica dei credenti, perché lui stesso nella prima epistola ha detto che non si può dire amo Dio e odio il fratello. E quindi il rivelatore della nostra fede, il rivelatore del nostro spessore spirituale, il rivelatore della nostra fede interiore, di quello che noi crediamo, è la nostra pratica. È la nostra etica, il nostro modo di essere ogni giorno e quotidianamente. L'amore e il cammino nei suoi comandamenti è essere in pista con i comandamenti che ci affiancano, che ci danno dei margini di contenimento quando è necessario, e questo gli uni gli altri, che nel greco è una sola parola. Si può dire gli uni gli altri in greco, ma per certe forme di espressione, in modo particolare Giovanni usa quello che è chiamato il pronome reciproco. L'ho mostrato altre volte quando ho fatto venire qui qualcuno. C'è questa reciprocità, questo faccia a faccia, questo essere l'uno di fronte all'altro, questo essere l'uno allo specchio dell'altro, questo poterci dire l'un l'altro, come sta scritto in Ebrei 10:24, per poterci incoraggiare gli uni e gli altri a buone opere e incoraggiarci nella carità. Abbiamo bisogno dell'altro, siamo esseri sociali, così ci ha creato il Signore, in modo che noi l'un l'altro ci possiamo aiutare. In siciliano c'è un proverbio che dice una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.
ed è molto importante, è molto significativo. Ci si aiuta gli uni gli altri. Una mano da solo è difficile che la lavate, perché non potete lavare il dorso della mano. Hai bisogno dell'altro, ma tutte e due lavano il prosopon, cioè l'aspetto della tua persona, l'aspetto che fa leggere agli altri chi sei, come stai, che persona sei. Non vi avete incontrato che delle persone che appena soltanto a vederle vi viene un pugno nello stomaco e avete voglia di cambiare strada e vi forzate a starci vicino perché non potete fare altrimenti? Come ci sono delle persone che le vedi e solo a essere presenti ti viene un sorriso. Dove l'avete letto? Qui c'era scritto sorridete? Nel volto. E noi abbiamo bisogno di essere questa Chiesa. Sto parlando così perché è in questa ritualità dell'inizio anno. Buon anno. Va bene? Buon anno. In questo momento che segniamo storicamente, abbiamo bisogno di riprendere in mano noi stessi, per essere l'uno che lava l'altro e per avere noi una testimonianza chiara, bella, pulita, profumata davanti a chi ci circonda. E tutto questo si vive nel seguire i comandamenti. Gesù non ha reinventato comandamenti che già c'erano, quelli che c'erano già li ha presi tutti. Ne ha dato qualcun altro, perché lui è stato il modello e l'esempio ultimo da seguire. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. È lui che fa la differenza. Ami il prossimo tuo come te stesso, che adesso ci andremo, è già scritto nel Levitico 19-18. È già scritto là, c'era già, però l'hanno un po' dimenticato e Gesù lo riprende. La domanda che mi faccio spesso è se in 2000 anni di storia la Chiesa ha praticato di amare il prossimo come se stesso. E abbiamo bisogno di riprenderlo, abbiamo bisogno di riparlarne, perché poi ci accorgiamo della mancanza della pratica di questo comandamento solo quando soffriamo. Quando siamo qui egoisti, orgogliosi, vabbè, lì stiamo bene, tranquilli. Ma quando soffriamo, cerchiamo l'altro. Abbiamo bisogno dell'altro. E Cristo per questo, per soddisfare e incontrare questo bisogno, ha inventato la Chiesa. Ha creato la Chiesa. I compiti della Chiesa sono tanti. Non farò uno studio oggi su questo. È una casa per lode e adorazione, sacrifici di lode e adorazione al Signore, ma sono anche queste pietre viventi, l'un l'altro, che si sostengono l'un l'altro, dove c'è questa reciprocità. Ma questa reciprocità, fratelli e sorelle, permettetemi, non è scontata. Ve l'ho detto quando abbiamo parlato di Ebrei capitolo 13. Non è perché si è cristiani in automatico l'amore fraterno è lì. L'amore fraterno si costruisce nelle relazioni e l'amore fraterno ha bisogno di impegno, di lavoro, di desiderio, di volontà, di voglia, di lavorare noi affinché possiamo essere amabili dagli altri. Gesù ci ha dato l'esempio di averci amato quando noi non avevamo nulla di essere amabili, mentre eravamo nemici di Dio. Così si esprime Paolo. Dobbiamo fare un lavoro dentro di noi per poter produrre questa amabilità e poi incontrarci nella nostra umanità, che è quella che è, ed è comune a tutti, ma con l'amore di Dio ce la possiamo fare. Però questo chiede impegno, niente è automatico. Nemmeno andare al Signore è automatico. Il Signore ha messo le basi dentro di noi per chiamarci a Lui. Ha messo il pensiero dell'eternità che ci sfida ogni giorno davanti alla morte che vediamo, di cercare l'eternità, e solo Lui è l'eterno. Ma per il resto non lo diciamo con la bocca
Ho dato tutto al mio Signore. Ma che significa tutto? Cosa metti in questo contenitore? Ho dato tutto. In questo contenitore tutto, cosa hai dato? Cosa c'è? 3 spiccioli? 4 sassolini? O ci sei tutto tu là dentro? Cosa c'è dentro? Cosa è il tuo tutto di oggi rispetto al tutto di ieri? Il tutto di un ragazzo, abbiamo i giovani, meno male che qualcuno c'è, non è il mio tutto. Il tutto di un bambino, di una bambina, e il tutto è suo, il suo tutto, non può mai essere il tutto di un giovane o di una persona matura. Quando ero a scuola elementare mi dicevano il tuo compito principale è andare a scuola. Non è che mi piaceva tanto andare a scuola, perciò era una pena per me. Ma era il mio tutto. Oggi dico, meno male, che mi hanno fatto raggiungere quel tutto che loro volevano, ma io ho raggiunto 7,6, va bene, su 10. Poi mi sono riscattato quando ero grande, quando ho cominciato a studiare sul serio, quando sono stato alla scuola biblica, quando ho studiato i miei master, lì mi sono riscattato. Ma finché c'era l'obbligo, ragazzi, insomma, c'è sempre il 6 limitato, giusto per non essere bocciato, per non andare in campagna a lavorare, capite? Ma poi, quando tu ami, cresci, conosci e cresci, conosci e cresci, e quindi c'è sempre un tutto. La mia domanda è: che cos'è il tutto di oggi per te rispetto a ieri? E a quale tutto vuoi raggiungere? Perché questa parola troverà un nuovo contenimento, conterrà nuove cose a misura dell'autocrescita. Noi siamo persone sottoposte a crescere. Abbiamo parlato del cammino di questi figlioli. In certe bottiglie c'è scritto QB, quanto basta. E noi tante volte, dopo i primi periodi di slancio della nostra fede, della nostra vita in Cristo, poi utilizziamo la formula QB, quanto basta, giusto per metterci il cuore in pace. Sentiamo Gaetano quando la mamma gli diceva: hai pregato prima di dormire? Significava: hai recitato il Padre Nostro prima di dormire? E io gli dicevo sì. E siccome dopo le prime volte che lo ripetevo a tempo regolare, no, Padre Nostro che sei nei cieli, poi siccome sapevo che mia madre arrivava puntuale, hai fatto la preghiera prima di dormire? Io me lo ripetevo e penso che non ci mettevo più di 2 secondi per recitarlo tutto. Amen. Poi arriva mia madre puntuale: hai pregato la preghiera? Sì, mamma. Ecco, quanto basta. Questo è quanto basta. Poi un giorno ho imparato che quel quanto basta non basta più. C'è altro. C'è la comunione, c'è il Signore, c'è l'adorazione, c'è la lode, c'è la comunione con i santi, c'è la comunione d'insieme, c'è la preghiera personale, c'è la preghiera di gruppetto, la preghiera generale, la preghiera globale, la preghiera per la cristianità. Non so se avete partecipato a delle preghiere di questo genere. Ecco. Ma io sono partito da quanto basta. Ora non so se il tuo tutto è il quanto basta o vivi questa vita, questo cammino nell'ardore, nella fierezza e nel fervore di crescere. Volete un esempio immediato? Questi sono 2 disinfettatori. Questo fa una funzione, questo un'altra funzione. Contengono tutte e 2 liquido sanificante, disinfettante. Ma questo è più grande di questo.
Questo, se rimane sempre così, non potrà mai fare quello che fa questo. E ce ne sono anche quelli più grandi. Giusto per dirvi una dimensione. Abbiamo bisogno di crescere. A casa avete bicchieri, tazze, scodelle, non so, recipienti enormi. Non potete fare il bagno nel bidet. Avete bisogno della vasca da bagno. E se è doppia, ancora meglio. Capite cosa voglio dire? Perché poi vi inaridite. Poi la spiritualità non vi serve a niente. Sarete aridi. Avrete sete e non sapete cosa metterci. Perché la spiritualità o te la vai a vedere con Dio o la lavori tu, o la vivi tu, o la sviluppi tu, o niente. Con la spiritualità non si può campare di rendita. L'unica cosa che abbiamo tranquilli e assicurati è la grazia di Dio. Ma poi si può morire di aridità, o perlomeno si può languire di aridità, correggo il termine. E io vedo tante vite languire, credenti, battezzati, non solo della prima settimana né del primo mese, di tanti anni, che si va nell'aridità. E da chi dipende? La freschezza della tua vita, la morbidezza della tua carne e del tuo cuore. Come cita Ezechiele, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e metterò un cuore di carne. E su questo cuore di carne saranno scritti i comandamenti del Signore, affinché nessuno dirà serve il Signore, ma ognuno saprà che cos'è servire al Signore, perché le leggi saranno scritte dentro il cuore. E legge in ebraico significa istruzione. La Torah è scritta lì. Le istruzioni della vita per andare avanti, per camminare, sono scritte lì, ma hai bisogno di questo cuore che sia cambiato, ma poi questo cuore deve rimanere morbido, vivo. Altrimenti un cuore che non è curato, poi ci sono i problemi al cuore. Non voglio fare il tragico, ma vi voglio incoraggiare. Ho scritto in qualche messaggio, tutti diciamo, speriamo che il 2023 ci porti qualcosa di buono. Ma povero lui, cosa c'ha? Cosa ci ha fatto? Ha 365 giorni, 52 settimane. Lui questo è. Chi è l'autore di questo anno? Chi è l'autore della tua giornata? Chi è che scrive settimana dopo settimana la propria vita? Tu. Io non posso scrivere la tua vita. Posso venirti a darti fastidio, certamente. Questo, e i fastidiosi ci sono, vero? Sono garantiti. Ma chi è l'autore della tua vita? Quali sono le motivazioni della tua vita? Chi è la sorgente della tua vita? Da dove prendi la forza? Da dove prendi le risorse per la tua vita? Come scrivi la tua giornata? Come scrivi la tua settimana? Come scriverai quest'anno, di cui già 14 giorni, mi pare, se ne sono già andati? Come hai scritto questi 14 giorni che sono passati? Ci sei? Rispondi? Ci sei? Sei vivo? Sei viva? Sei a mezza botta, come si dice da qualche parte? Come sei? Ma l'unica che può cambiare queste situazioni, permettetemi, siete voi. Io penso che non conoscete chi ha detto
in un posto speciale, tutto è compiuto. Lui non deve fare più niente. Ha già fatto tutto. Ha mandato il Consolatore. Ci ha permesso di essere il Tempio dello Spirito Santo e noi vogliamo diventare autori della nostra vita. Vi sto dicendo cose nuove? No, le sapete, ma le vogliamo praticare. Le vogliamo vivere. Anzi, la domanda sarebbe un'altra. Avete voglia di vivere? O avete voglia di trascinarvi? Io vi conosco poco e per questo sono contento e sono libero di parlare. Molti di voi non so nemmeno il nome, perciò parlo. Ne avete voglia di vivere? Cominciate a scrivere la vostra vita, partendo da chi ha fatto tutto quello che c'era da fare. Padre, tutto è compiuto. E lui è il capostipite della risurrezione. Ora è vero, noi stiamo andando lì, ma nel frattempo andiamo al nostro testo, non parlerò altrettanto. Ci sono due momenti in cui vengono ripresi le stesse parole nei Vangeli, nei sinottici, io ce l'ho tutte e tre qua, e ce l'ho pure in greco. E vedete che in Luca i comandamenti, che qua sono due, diventano uno. Quindi, tranquilli. Abbiamo letto in Prima Giovanni di comandamenti, di comandamento e di comandamenti. Niente confusione. Questa pluralità viene riassunta già anche nei Vangeli. Quindi abbiamo il comandamento, che per l'eccellenza è la verità di Dio, e abbiamo le specifiche. In Matteo e in Marco abbiamo un contesto dove si parla, il brano prima, del tributo a Cesare, cioè cittadini come noi, si sta parlando di tasse in Italia, no? Accise, tutte queste cose qua, anche lì c'erano le accise. Senti, Signore Gesù, vediamo questo che ci dice, perché l'intenzione è di metterla alla prova e di squalificare Cristo e quindi poterlo ammazzare. Anzi, farlo ammazzare da Cesare, così almeno noi non ci abbiamo colpa. Perché se Gesù diceva le tasse non si devono pagare, bene. Ehi Cesare, ne abbiamo trovato uno che ci ha detto che non si devono pagare le tasse. Per favore, lo puoi ammazzare così? Così non dobbiamo farlo noi. Perché l'intenzione era proprio quello, di ammazzare Gesù. È giusto dare le tasse a Cesare? E Gesù fa il passo laterale, si dice in psicologia. Volete sparare la cannonata? Sparatela pure. Lui è già qui. E gli dice, me la mostrate una moneta? E gli mostrano la moneta. E dice loro, questa moneta chi è che ve l'ha fatta avere nelle mani? E loro rispondono, Cesare. Bene. E allora date a Cesare quello che appartiene a Cesare. E a Dio quello che è di Dio. E dov'è l'effigie di Dio? In quale moneta è? Ci avete mai pensato? Dov'è? Vi piace? Io sono a immagine e somiglianza di Dio, se permettete, non l'ho inventato io. Questo significa che io ho da dare a Cesare quello che è di Cesare e io che porto l'imprinting, porto la creazione,
porto ciò che il meglio che Dio ha creato dentro di me, sono chiamato a darlo a Dio. Non ve l'ha detto mai nessuno questo, ma non credo che sto dicendo una fesseria. Dove c'è un'immagine di appartenenza, venga dato a chi? Ma noi, qual è la nostra immagine? Facciamo l'uomo a nostra immagine e secondo la nostra somiglianza. Che bello! Mi riscalda il cuore. Almeno qualcosa di buono. Signore, a tua immagine e somiglianza. Non ho bisogno nemmeno di ascoltare lo specchio se mi dice se sono bello o brutto. Posso già andare oltre, perché l'immagine e la somiglianza di Dio è qui. Non ho bisogno di uno specchio. E allora, se questa immagine, se noi abbiamo l'immagine di Dio nella nostra vita, non sto dicendo che siamo divini, e nemmeno di vino, e manco di birra. Se noi abbiamo questa immagine che Dio ha scritto, ha scolpito dentro di noi, se noi abbiamo conosciuto Gesù e abbiamo avuto questo trapianto di cuore, con un cuore in cui sono stati scritti i comandamenti, allora va da sé che apparteniamo a Lui. Ed è quello che cerca di dire Gesù. Date a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio. E difatti Matteo poi si legge così: i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, sto leggendo da Matteo 22, 34, si radunarono. E perché aveva chiuso la bocca ai Sadducei? Perché i Sadducei non credevano alla risurrezione. Allora i farisei che credevano alla risurrezione erano contenti, perché finalmente aveva zittito a questi qua. Quindi è uno come noi. Ma Gesù è Gesù. Noi possiamo essere, semmai, avvicinarci a Lui. Così dice il testo greco di Efesini, affinché raggiungiamo il più possibile la sua immagine. Ma non è Lui a nostra immagine. E quindi questi qua a posto. Uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova. Sono sempre là, Non è che si smarcano un pochettino. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Allora, non l'abbiamo potuto far ammazzare da Cesare perché ci ha detto di pagare le tasse e quindi non possiamo fare niente. Adesso vediamo se lo possiamo prendere in fallo per quanto riguarda i comandamenti, per quanto riguarda la spiritualità, la religiosità, chiamatela come volete. E Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Capite perché ho parlato del tutto poco fa? Con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande, il primo comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi è il riassunto di tutto ciò che è un insegnamento. Stessa cosa viene detto in Marco. E invece Luca, il contesto di Luca è un altro. Il contesto di Luca è l'evangelizzazione dei 70. Sono andati a evangelizzare, Gesù ha mandato 70 discepoli e questi discepoli tornano con grande gioia, con grande fervore, perché hanno detto persino i demoni ci sono stati sottoposti. Signore, insomma, tu funzioni, Non è soltanto una buona notizia, ma tu funzioni. Abbiamo visto il potere di Dio in quello che tu stesso ci hai dato. E quindi, ovviamente lo sto dicendo a parole mie, arriva poi Gesù in questo momento, che diceva io vedevo Satana scendere, sprofondare dal cielo, aveva un momento di esultanza, un momento di gioia, un momento in cui lode il Signore. Bello questo esempio di Gesù, L'abbiamo fatto pure noi, insomma, esultate e lodate il Signore. E poi c'è sempre uno sapientone, ovviamente, un altro dottore della legge, un teologo, mi scusi il teologo per il sapientone, ma comunque era uno che conosceva le cose, ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova.
e qualche volta è scritto per tentarlo, e il termine è uguale. In greco è un termine double fas, che significa prova e tentazione. Quindi fa una tentazione proprio per metterlo alla prova, per vedere che se lo può anche lì prendere in fallo. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Questi più di uno se la sono posta questa domanda davanti a Gesù, e Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Dai, tu che le sai le cose, dimmelo. Che c'è scritto? Come leggi? E dice, egli rispose: ami il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Quindi vedete, i due comandamenti sono accorpati, perché nell'uso comune della liturgia e dell'insegnamento già dell'Antico Testamento, i due comandamenti sono accorpati in uno. Perché ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente è scritto in Deuteronomio 6. E invece, appunto, come ho detto poco fa, ami il prossimo tuo è scritto in Levitico. Ma li recitavano insieme, nell'uso comune erano insieme. E Gesù, difatti, poi quando si parla in Matteo, dice è il secondo simile a questo. Quindi non li sgancia, li mette alla stessa portata, alla stessa valenza, come ci ha detto Giovanni. Nessuno può dire amo Dio e odia il fratello. Se ami Dio c'è anche l'altra parte, è quello di amare il prossimo come noi stessi. Bene, io non è che ho tanto da dirvi. C'è da prendere queste parole, prendervi il dizionario con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima. La differenza fra Matteo e il Marco è che Marco aggiunge la mente e anche Luca aggiunge la mente, il nous, che adesso vi dico cosa significa. Questa parolina mente che leggiamo qui anche nell'Epistola a Romani, quando si parla del rinnovamento della mente, significa mente, intelligenza. Quindi amare il Signore con tutta, adesso vi faccio la lista: mente, intelligenza, intelletto, ragione, senso, perspicacia, spirito. E questa parola nous anche significa lo spirito della parola, cioè l'essenza del significato della parola. Perché una cosa sono le lettere, una cosa è la portata del termine. Quello che il termine, quando tu senti quel termine, ti vibra. Uno può dire amore, ma se amore te lo dice tua moglie, c'è un'altra portata. E poi significa anche pensiero, intenzione, progetto, significa scopo, intendimento, modo di pensare, di giudicare, sentimento. Non è finita qua. E poi, per estensione, questa parola nous significa anche anima, cuore, mente, volontà, proposito, desiderio, intelligenza e intellettualità. Bene, cosa vi rimane ancora? Noi siamo stati comprati a caro prezzo, interamente, non un pezzettino. Il Signore ci salva, ma non Lui ha creato qualcosa. Potrei dirlo in altre parole, Lui ci vuole tutti per sé. E già noi non mi voglio dare a nessuno. Lui ha creato la realtà per rinnovare totalmente la nostra vita e affinché noi possiamo trovare senso della nostra vita vivendo globalmente, totalmente con Lui. Cosa significa vivere per il Signore? Se avete il resto dell'anno per capirlo. Ma significa avere la mente, l'intelligenza, l'intelletto orientati verso ciò che è la luce di Cristo, verso ciò che è l'etica di Cristo.
Abbiamo letto poco fa da Giovanni che i comandamenti si riassumono nell'amare il prossimo tuo come te stesso. E per amare ognuno di noi, ognuno di voi, ci sono 1000 sfaccettature. La relazione che ho con un fratello non è quella con l'altro fratello, con l'altra sorella, con l'altro fratello, per dirne una. C'è questa totalità, ma questa morbidezza, questa flessibilità della nostra vita che deve essere vissuta in Cristo. Solo che noi abbiamo the dark side of the moon, dicevano i Pink Floyd. Noi vediamo solo una facciata, non ci vediamo mai interi. Per noi è impossibile vederci interi. Abbiamo bisogno degli altri. E voglio concludere con questo. Sorelle, fratelli, ragazze, ragazzi, abbiamo bisogno degli altri. E gli altri dove si respira Gesù Cristo, dove si parla di Gesù Cristo è la Chiesa. Lo potete fare da soli, ma abbiamo bisogno degli altri, perché la nostra visione di noi stessi è parziale. C'è qualcuno di voi che può dire che si è potuto vedere tutto da solo? Manco con lo specchio. Nemmeno con lo specchio. Voi non potete vedervi tutti interamente. Per questo abbiamo necessità, bisogno di avere gli altri con noi che ci possono dire, anzi, ci possiamo dire gli uni e gli altri dove e come poter crescere. E per fare questo ci vuole tanto amore, per fare questo ci vuole tanta umiltà, per fare questo ci vuole tanta misericordia. Ma non sono tutte cose che il Signore ci ha detto, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli? Non sono tutte cose che fanno parte del carattere di Dio? E noi non siamo i discepoli di Gesù? Bene, cosa vi posso dire? Vi stavo chiamando ragazzi, se volete, ma pure. Cosa vi posso dire? Continuiamo il cammino. Ieri meditavo in una sessione di insegnamento questo passo di Paolo che dice: abbiamo opinioni diverse, ma dal punto in cui siamo arrivati camminiamo insieme. Lo leggo con la Bibbia che è meglio, perché mi sono già incartocciato. Sia dunque questo il pensiero di quanti siamo maturi. Ci piace a tutti essere maturi, quindi siamo tutti maturi, va bene? Però sia questo il pensiero. E quale? Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Ebbene, Chiesa di Udine. Si possono avere opinioni diverse, pareri diversi. Il Signore ha pazienza, il Signore ci parla, il Signore rivela. Nel cammino il Signore rivela. C'è lo studio, c'è la preghiera, ci sono i culti. Il Signore rivela. Ma dal punto in cui siamo arrivati, oggi, 14 gennaio 2023, siamo noi autori della nostra vita, della nostra giornata, del culto, dello studio, della preghiera, dell'insieme, del fare chiesa insieme, del camminare insieme. Nel camminare insieme. Continuiamo a camminare per la stessa via. Io, se volete un compito per casa, ve lo do. Cercate quei termini che non vi ho spiegati. Cos'è il cuore, la mente. E nell'ebraico dice non con la tua forza, ma con le tue forze. Perché le nostre forze sono diverse, sono multiple. Forze intellettive, forze economiche,
forze fisiche, no? Sono tante. E noi abbiamo bisogno di centrare queste cose. Non è un religiosismo di forma, ma è vivere Cristo. Mettere in pratica questa parola di Paolo, vivere Cristo, morire guadagno. Non bisogna essere extraterrestre, respirare quello che non c'è, ma essere noi consacrati, dedicati al Signore. E non c'è solo essere qui, perché qui si sta qualche ora al mese, c'è tutto il resto ed è lì che è il nostro grande compito. Voi siete luce del mondo, ma se stiamo languendo, la luce è bassa. Vogliamo alimentarla? Vogliamo riprendere forze? Preghiamo. Signore, sono domande che ci rimettono in questione, ci sfidano. Signore, a partire da me, insieme a tutti questi cari, ti vogliamo pregare che noi possiamo tenere alto il desiderio di amarti con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra anima. Signore, se tu hai scritto queste parole è perché è drammaticamente possibile che viviamo con un po' di cuore e con un po' di forze la tua presenza. Ti preghiamo che tu ci possa concedere la grazia di essere interi per te e anche intieri per te, di essere irreprensibili per te. Signore, ti preghiamo come Chiesa che tu possa portarci avanti, che ognuno di noi possa contribuire all'altro, all'altra, per poterci incoraggiare, per poterci portare avanti, per poterci arricchirci reciprocamente. Sì, Signore, vogliamo usare anche una parola molto impegnativa per amarci gli uni e gli altri, ma che sia vero amore, Signore. Facci fare piccoli passi in queste direzioni, affinché noi possiamo essere luce in questo mondo, affinché noi possiamo avere lo scopo principale per il quale ci hai chiamato, quello di adorare te e di testimoniarti in questo mondo. Signore, facci la grazia di vivere in te, facci la grazia di vivere con te, facci la grazia di pensare te, facci la grazia di essere ispirati da te. Rinnova il desiderio di amarti. E queste cose, Padre, te le chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Grazie Gaetano per quello che il Signore ti ha messo in cuore. Ognuno di noi è chiamato e sfidato ad esaminare la propria vita alla luce della Scrittura. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per fare il buon combattimento della fede e per essere più che vincitori con Cristo. Adesso vi vogliamo salutare, gli amici che sono a casa, con un canto. E vi invitiamo a seguirci sempre sui canali YouTube o se volete siete i benvenuti, se volete essere qui in mezzo a noi a lodare il Signore. Un saluto nella pace del Signore.
Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì e correrò da te alla verità, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito tuo, percorrerò con te questa vita e poi mi accoglierai fra le braccia del tuo amore. Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore.